Venerdì 30 febbraio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano e da Emanuela Corsi. Fra poco con Emanuela leggeremo insieme i giornali, ma intanto le notizie del giorno. Anche oggi ci collegheremo con Niscemi, con Eva Spampinato che ci racconterà la quinta notte passata praticamente fuori casa degli sfollati a causa della frana. Ma ieri le nostre telecamere sono andate proprio dentro la zona rossa, allora vediamo il servizio. Dici cosa state facendo? Stiamo transitando la zona rossa per una questione di sicurezza. C'è un'ordinanza pubblicata, certo, i famosi 150 metri, che speriamo non si allarghino ancora. Stiamo entrando adesso insieme al direttore dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta. Questa è proprio la zona rossa, la zona ormai fantasma, abbandonata dai suoi abitanti perché è la zona più pericolosa. 1720 persone hanno dovuto lasciare queste case. Qua c'erano abitazioni, studi, una porzione di vita che non tornerà più. Non andiamo oltre quella che può essere una linea di 70 metri dal fronte di frana per ovvie ragioni di sicurezza. Che diventa pericoloso anche per voi stessi? Assolutamente sì. Questa fettuccina segna il limite ultimo, oltre il quale, oltre questo limite, non si può avanzare. A 30 metri da qua, come vedete, c'è il baratro, il precipizio, l'orlo di questa frana. Un precipizio lungo 4 chilometri, ma che potrebbe estendersi ancora. Davanti alla postazione dei Vigili del Fuoco c'è un triste pellegrinaggio. Gli sfollati devono essere scortati in sicurezza nelle case per prelevare oggetti e memorie di una vita, ma anche compagni con le ali. Erano rimasti nella casa? Sì, nella casa dove purtroppo ho perso tutto. Drammi familiari, ma anche aziende danneggiate, come questo allevamento di cavalli rimasto in zona rossa. Gli animali sono abbastanza, soprattutto i cavalli, sono abbastanza sensibili a tutto ciò. Però sentono anche loro? Lo sentono forse prima di noi, perché l'hanno sicuramente avvistato la frana qualche giorno prima di noi. Ci siamo organizzati creando un percorso specifico per evitare che i cavalli si facessero del male. E avete salvati tutti? Abbiamo salvati tutti, sì. Abbiamo messo in sicurezza il territorio e cose abbiamo portato tutte in sicurezza. Recalcitrante fino all'ultimo, lo stallone arabo alla fine viene messo in salvo. Intanto nelle case torna l'acqua e il gas, il comune accelera sugli allacci delle utenze che avevano lasciato al freddo e al buio anche le scuole. Lunedì gli alunni potranno tornare in classe, le 3 in zona rossa verranno accorpate. Una normalità che dovrà fare i conti per molto tempo ancora con quel costone che è venuto giù. E allora andiamo di nuovo, anzi andiamo per la prima volta stamattina nei quotidiani, quelli regionali, e vediamo di capire cosa succede a Niscemi. Questo reportage della nostra Lorena ci ha fatto vedere cosa succede all'interno di quella che è una zona ad altissimo rischio. Sì, soprattutto non c'è solo l'emergenza, ma ci sono anche le polemiche, perché ricordiamo l'ultima frana è avvenuta nel 1997 e tanti si chiedono che cosa è stato fatto appunto in questi ultimi 30 anni e le conseguenze le vediamo, le abbiamo sotto gli occhi ormai tutti i giorni. Allora andiamo a vedere Repubblica Palermo che scrive Niscemi, ora è scontro sulle responsabilità, Musumeci attacca i sindaci. Il ministro però è nel mirino dell'opposizione, lui scarica le colpe sul comune. Per le autorità locali dopo la frana del 97 niente più problemi. Questo è il punto di vista del ministro Musumeci. L'ex governatore annuncia una commissione d'inchiesta amministrativa, la replica dell'attuale primo cittadino, carte a posto. E allora andiamo a leggere ancora il procuratore di Gela. Indagine su diversi enti per capire appunto come mai non è stato fatto nulla in questi anni, danni del maltempo, poi ok, della regione ai ristori. Vediamo qui i volti di Renato Schifani, la giunta ha dato il via libera ai ristori e poi il ministro Nello Musumeci annuncia l'istituzione di una commissione di indagine. Intanto, come abbiamo sentito nel servizio, a Niscemi è stata ripristinata l'erogazione del gas e sono iniziati anche i primi interventi dell'esercito per ripristinare le strade,
strade utilizzando in parte le trazzere e i tracciati delle stradine di campagna per bypassare i tratti interrotti. La giunta Schifani ha dato il via libera ai ristori, dicevamo, ieri ha approvato il bando con il quale sarà assegnato un contributo minimo di 5.000 euro a fondo perduto per riattivare le attività economiche ferme a causa del maltempo. Si tratta di una prima fase di un piano di sostegno più complesso e corposo, spiega Palazzo d'Orléans, che porterà nelle prossime settimane alla definizione di un ulteriore programma di finanziamento definito fase 2, che prevede la concessione di un credito agevolato alle aziende per il 60% a tasso zero e per il restante 40% a fondo perduto con un preammortamento di 3 anni. Quindi insomma ristori che dovrebbero essere abbastanza corposi proprio per aiutare e sostenere chi ha subito dei gravi danni alle proprie attività. Il provvedimento sarà pubblicato la prossima settimana con decreto dell'assessorato delle attività produttive. Sarà una dotazione finanziaria di 23 milioni di euro, di cui 20 stanziati dalla Regione attraverso la legge approvata martedì all'Ars e 3 di risorse della Protezione Civile. Ad occuparsi dell'erogazione dei contributi sarà l'IRFIS. Ma intanto parliamo anche delle altre notizie sempre legate a questa emergenza a Niscemi. Parla il parroco Don Cafà, che ha detto: setaccio il paese in cerca di case disponibili. Don Cafà contribuisce ai soccorsi e va alla ricerca di alloggi. Gli abitanti di questa cittadina hanno un cuore grande. Passaparola, amicizie, gruppi WhatsApp, chiedo ovunque, ha detto a Repubblica. Gli sfollati sono stati accolti anche da persone che non conoscevano, quindi immagina che macchina di solidarietà si è messa in moto, Angelo, per aiutare chi ha perso la casa. E poi ci sono anche gli studenti niscemesi, 4.000 studenti sono rimasti senza lezioni, il sostegno degli psicologi, ancora incerta la data di ripresa naturalmente dell'attività scolastica. Per molti si prospetta la didattica a distanza che abbiamo già sperimentato durante il periodo del Covid. E poi non ci sono solo le persone che sono rimaste senza casa, ma ci sono anche tanti animali che sono stati salvati dai vigili del fuoco, dagli asini ai pappagalli. I vigili del fuoco hanno salvato 300 animali che erano rimasti appunto bloccati nella zona rossa. Andiamo a vedere la Sicilia di oggi. Questo è il titolo che è stato ripreso da anche la stampa nazionale, cioè le parole di Ciciliano: frana Niscemi peggio del Vajont, decreto per non fare fabbricare, nuove misure pronte per il post disastro e limiti per le case presenti ad ovest della collina. Continuano intanto gli scricchiolii e i viaggi dei vigili del fuoco nelle case ormai deserte. E poi si pensa già ad una ricostruzione. Newtown, una nuova città, Gela offre un terreno proprio per costruire delle case per gli sfollati. E poi c'è pure l'idea di una zona più ad est. Ancora vediamo nell'altra pagina della Sicilia. Si cerca di fare una ricostruzione di quello che è stato fatto, o meglio non è stato fatto in questi anni, nonostante l'allarme, nonostante dei piani dicevano già che Niscemi era una zona ad alto rischio. Gli sversamenti nella collina segnalati dall'ARPA. La frana della strada provinciale 12 di Niscemi risalente al febbraio del 2019, la vediamo in questa fotografia, la matrice di molti degli avvenimenti di questi giorni per l'appunto. E poi chiesta indagine amministrativa, ma nel 2022 Musumeci firma il PAI sulle frane. C'è un po' uno scaricabarile della politica, ma in realtà forse tutti hanno delle responsabilità perché stiamo parlando veramente di tanti anni, Angelo. L'ultima frana abbiamo detto nel 1997, ma si parla anche di un rischio che era già stato segnalato ancora prima. Andiamo a vedere sulla Gazzetta del Sud una frana più grande del Vajont, anche qui lo stesso titolo: a Niscemi il fronte si sta allargando, divieto di edificare in 25 km quadrati, il governo sospende il pagamento
pagamento dei mutui al vaglio, altri provvedimenti. Il ministro Musumeci, inchiesta su cosa è stato fatto dopo il 97. Il sindaco Conti, a dicembre finanziamenti richiesti per il dissesto appunto di 29 anni fa. E poi i viaggi dei pompieri dentro le abitazioni della zona rossa. Sottolineiamo il grande impegno, il grande lavoro appunto dei vigili del fuoco, che stanno anche rischiando la loro vita proprio per recuperare quante più cose possibili. Abbiamo visto anche gli animali delle persone che sono rimaste sfollate. Allora vediamo i 400 sfollati del 1997, andiamo indietro nel tempo, le opere non realizzate, le emergenze, storia di un disastro annunciato. Potremmo andare avanti ancora per minuti e minuti, perché come puoi vedere, insomma, tutti i quotidiani oggi dedicano ampie pagine alla crisi, all'emergenza di Niscemi. Sì, a proposito di emergenza di Niscemi, abbiamo accennato anche che è arrivato l'esercito, allora il nostro Gerry Taria ci fa il punto in questo servizio. La frana che ha interessato il versante della collina verso la piana di Gela. I genieri del 4° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Aosta sono impegnati lungo la SP12 e sulle strade vicine per migliorare la viabilità compromessa dallo smottamento. L'intervento è stato disposto su richiesta della Prefettura di Caltanissetta a seguito del cedimento del terreno che ha reso impraticabili alcune delle principali arterie cittadine, con il rischio di isolamento per la popolazione. Oggi vertice del reparto proveniente da Palermo e già operativo anche nel Messinese Ionico hanno partecipato a una riunione tecnica al centro operativo comunale per definire le fasi dei lavori. I primi interventi riguarderanno la pulizia e il ripristino delle strade vicinali di collegamento tra le provinciali 10 e 12, con la realizzazione di un bypass alternativo. Quello che faremo è migliorare la viabilità e quindi ripristinare la pavimentazione dove è interrotta o rifarla addirittura in quella che è la Reggia Trazzeria Niscemi San Michele di Canzaria, che è quella che abbiamo percorso venendo qui. Chiaramente l'obiettivo è quello complessivo, è quello di ricollegare l'abitato di Niscemi col fronte ovest, quindi la Caltanissetta Gela, bypassando a nord e poi a ovest il fronte franoso che si trova in questa zona e alleggerendo così il traffico sull'SP11, che è l'unica arteria principale rimasta disponibile al momento. Un lavoro complesso svolto con mezzi speciali del Genio che punta a garantire collegamenti sicuri anche per le attività produttive del territorio. In attesa degli interventi strutturali definitivi, la priorità oggi resta una: restituire a Niscemi la possibilità di muoversi e non restare tagliata fuori. E allora, torniamo da Emanuela. Sì, questa volta andiamo al Corriere della Sera, perché c'è un'intervista ad una geologa, la geologa Giovanna Pappalardo dell'Università di Catania, che ha detto: il ciclone ha dato l'ultima spinta, mettere in sicurezza l'intera zona credo sarà difficile. Queste sono le parole dell'esperta, ma ricordiamo che lo stesso capo della Protezione Civile siciliano fin dal primo momento ha detto: queste case saranno perdute, quindi non ha lasciato, diciamo, possibilità di recuperare le abitazioni a chi è stato sfollato, soprattutto le case, ricordiamo, più vicine alla fronte della frana, che sta continuando ad andare avanti. E adesso torniamo a occuparci del ciclone Harry, perché, come abbiamo sentito prima dalle pagine dei quotidiani, c'è un finanziamento da parte della Regione e proprio nella giornata di oggi sarà in Sicilia il Ministro per le Infrastrutture Salvini. Dopo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in Sicilia arriva anche Matteo Salvini. Il Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture si recherà prima a Melito di Portosalvo in provincia di Reggio Calabria, poi effettuerà un sorvolo sulle zone costiere di Calabria e Sicilia, quindi con il medesimo elicottero arriverà a Roccalumera per spostarsi poi a Furcisicolo e infine a Letojanni. Ad accogliere il Ministro ci sarà il Presidente della Regione Renato Schifani, che con lui effettuerà un nuovo sopralluogo istituzionale nelle località della costa ionica colpite dal ciclone Harry. Sarà presente anche il capo della Protezione Civile regionale Salvo Cocina, i sindaci del territorio. Intanto oggi la Giunta regionale di governo ha dato il via libera al bando per i primi aiuti alle imprese. Si tratta di 23 milioni di euro destinati ai ristori. La prossima settimana i danneggiati potranno avanzare le richieste all'assessorato attività produttive. Dell'erogazione si occuperà IRFIS. Vista l'urgenza e le condizioni in cui si trovano le aziende, non sarà richiesta né la regolarità contributiva né quella fiscale. Successivamente sarà avviata la cosiddetta fase 2, che prevede ulteriori somme sotto forma
forma di crediti agevolati per il 40% a fondo perduto, la restante parte restituibile in 3 anni. Allora, abbiamo sentito che il ministro Salvini oggi farà questo sopralluogo in gran parte nel messinese per quanto riguarda la Sicilia dopo il ciclone Harry. Sì, Salvini che ribadisce i soldi del ponte non verranno utilizzati per l'emergenza maltempo, lo vediamo sul Corriere della Sera, lo stop di Salvini alla Regione, i soldi per il ponte non si toccano, il ministro avanti con i cantieri, Tajani apre all'ipotesi di anticipare alcune risorse, poi la precisazione perché insomma questo essere possibilista di Tajani ha suscitato un po' di mal di pancia da parte di Salvini che è stato poi rincuorato dalla Premier Meloni appunto sull'infrastruttura, i soldi del ponte non si toccano, il ministro appunto chiede chiarezza dopo i segnali da Forza Italia e poi il faccia a faccia con Meloni, la Premier lo rassicura, ma il decreto sull'opera slitta. Andiamo a vedere la Sicilia, il governo stop ai mutui, Salvini alza le barricate, no ai soldi del ponte, primo confronto in Consiglio dei Ministri, ammortizzatori per le imprese, usare le risorse dell'opera sullo stretto, Tajani apre, poi il dietrofront come abbiamo visto, Meloni chiede calma e oggi intanto il leader della Lega è atteso in Sicilia. Ancora vediamo sempre sulla Sicilia di oggi, perizie, PEC, date la procedura per avere i ristori che aumentano, i fondi salgono come abbiamo già visto da 20 a 23 milioni, chi può presentare la domanda e il ruolo di IRFIS. Intanto vediamo anche questo articolo, l'appello da Catania dei balneari che si rivolgono al governo, se crolla pure il mare è la fine del turismo. Abbiamo detto che una delle categorie gravemente danneggiata dall'ondata di maltempo, dal passaggio del ciclone Harry, è proprio quella dei balneari che vivono un momento di grave incertezza, non solo legata appunto alla ricostruzione dei loro stabilimenti dopo i danni causati dal maltempo, ma poi ricordiamo c'è sempre un'incognita sulle concessioni che l'anno prossimo tramite un bando verranno assegnate. Andiamo a vedere anche sulla Gazzetta del Sud, dirottare per Harry i fondi del ponte, no di Salvini, opposizioni all'attacco il vice premier, gli investimenti sulle grandi opere non sottraggono soldi ad altre voci, ma il centrodestra appare diviso, fanno discutere le frasi possibiliste di Tajani, quel vedremo che non è piaciuto per niente al leader della Lega. E poi appunto Tajani ha fatto marcia indietro con il rischio che si potesse aprire una crisi di governo tra i principali alleati di Giorgia Meloni. E poi sotto vediamo i primi aiuti della Regione, 5.000 euro e credito agevolato. Abbiamo già spiegato cosa intende fare la Regione per ristorare chi ha subito dei danni. E adesso siamo alle altre notizie, la cronaca, torniamo ad occuparci dei cacciatori morti nei boschi del Messinese, probabilmente a svelare il giallo sarà l'autopsia. Le indagini sulla morte dei 3 cacciatori avvenuta nei boschi di Montagna Reale prosegue senza sosta, anche in mattinata, seppur con la pioggia e il maltempo. I carabinieri del RIS di Messina hanno effettuato nuovi rilievi, lì dove sono stati trovati i cadaveri senza vita dei fratelli Denis Pino, 26 anni, e Giuseppe Pino, 44 anni, di San Pierniceto, e dell'82enne di Librizia, Antonio Gatani, che si erano recati a caccia in quell'area boschiva incontrata Caristia, una zona frequentata da chi fa attività venatoria. Le indagini sono affidate alla sostituto Roberta Ampolo con il coordinamento del procuratore capo di Patti Angelo Cavallo. Bocche cucite e massimo riservo, anche perché si cerca di scavare nelle vite delle 3 persone, sentire sinora una decina di conoscenti e parenti per cercare di capire che tipo di rapporti avessero i 3. È diventata marginale, dopo un primo esame esterno da parte del medico legale, l'ipotesi di un omicidio-suicidio. 4 i colpi andati a segno, 2 ad una vittima, 1 ciascuno alle altre. Almeno così trapela. Si
lavora sulla pista di una quarta persona che sarebbe stata lì nelle campagne del dirupo ad una quindicina di minuti di strada dal centro di Montagna Reale, difficilmente raggiungibile in auto, più facilmente a piedi attraverso un sentiero tortuoso. Secondo i primi approfondimenti, i 3 sono tutti incensurati e senza apparenti legami con ambienti criminali, e ciò escluderebbe un regolamento di conti, e a quanto pare i fratelli non conoscevano l'altra vittima. Risposte ulteriori potrebbero arrivare dall'autopsia e dall'esito degli esami della balistica. Un vero giallo quello del messinese. Sì, lo vediamo anche sulla Sicilia di oggi a pagina 10, omicidio o solo tragica fatalità, il mistero che scuote i Nebrodi. I 2 fratelli erano andati a caccia, la chiave è il ruolo dell'82enne che è stato trovato morto, e qui vediamo appunto le 3 vittime di questo giallo di Montagna Reale, da destra i fratelli Giuseppe e Davis Pino e poi l'anziano Antonio Gatani. Restiamo su questa pagina, poi vediamo le prime pagine e chiudiamo questa prima parte della nostra rassegna stampa, perché c'è un altro giallo: spari a Carlentini, donna ferita, forse scambio di persona. Andiamo a vedere allora le prime pagine dei quotidiani regionali. Repubblica Palermo, come abbiamo già visto, l'apertura è dedicata naturalmente a Niscemi, Musumeci che scarica i sindaci, e poi campagne social e concerti, le proposte degli artisti che appunto stanno mostrando solidarietà nei confronti della Sicilia e stanno promuovendo una raccolta fondi per i danni del maltempo, ma anche per la situazione di Niscemi, danni del maltempo che, ricordiamo, riguardano anche altre 2 regioni italiane, la Sardegna e la Calabria. E poi, tornando a Niscemi, da Noto, antica a Poggio Reale, l'isola dei paesi fantasma. Ora la preoccupazione è che Niscemi possa diventare un'altra zona fantasma, cioè a causa appunto dell'emergenza e del fatto che ci siano tanti sfollati costretti a lasciare appunto le loro abitazioni. Restiamo sulla prima pagina di Repubblica Palermo per parlare di un'altra notizia. Ricorderete il ragazzo libico che era stato graziato dal capo dello Stato Mattarella, adesso fa il corso da allenatore e sogna il Palermo. Lo vediamo in questa foto, Ala Faragi insieme a Dario Mirri. Vediamo anche la prima pagina della Sicilia di oggi, appunto il titolo è Niscemi è peggio del Vajont. Ci sono tutte le altre notizie che abbiamo già letto relative appunto all'emergenza di Niscemi, ma anche all'emergenza del maltempo. Poi il caso, questo giallo dei cacciatori morti, sempre in prima pagina, e poi il valzer dei dirigenti nella sanità. Regione alla salute, nodo post Iacolino. Fratelli d'Italia chiede spazio. Sgroi è il nome caldo. Andiamo a leggere anche la prima pagina del giornale di Sicilia. Una nuova Niscemi via dalla frana, si cercano aree sicure per ricostruire parte del paese. La protezione civile parla di una situazione peggiore rispetto al Vajont. Poi anche qui il giallo dei 3 cacciatori uccisi, ma vediamo anche altre 2 notizie. Altra lite allo Zen di Palermo, ragazzo minacciato con l'accetta, il minorenne assalito è uno di quelli ritratti nella foto prima della strage di Monreale. Intanto lunedì messa con l'orefice. E poi Palermo, oggi la sfida a Bari, Inzaghi, la squadra è solida, daremo fastidio a tutti. I rosanero in Puglia per proseguire la serie positiva e rimanere agganciati alle prime. Vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud, in alto il giallo dei 3 cacciatori uccisi, l'eccidio nei boschi di Montagna Reale, incidente, lite o regolamento di conti, appunto si cerca di capire cosa sia accaduto, e poi si parla anche del centro di cardiochirurgia pediatrica che verrà accorpato a Catania. Taormina e Messina perdono il centro cardiochirurgico pediatrico. La regione, il polo d'eccellenza messinese aggregato al reparto per adulti del Rodolico San Marco. De Luca dei 5 Stelle, scelta politica.
ci fermiamo qui, Angelo, questa era l'ultima pagina. Grazie, fra poco torniamo da te per vedere invece i giornali nazionali. Prima di dare un'occhiata al traffico c'è un'ultima ora, perché la polizia di Palermo, nel monitoraggio del contrasto del fenomeno dell'antisemitismo e anche dell'odio razziale, etnico e religioso, ha scoperto delle pubblicazioni su alcuni social media. Potremmo vedere anche un filmato, un post dal contenuto offensivo e minaccioso nei confronti della comunità ebraica. Dopo alcune perquisizioni anche informatiche sono state denunciate 2 persone residenti a Palermo e risultano indagate per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Adesso, come detto, diamo uno sguardo anche al traffico di oggi, le nostre telecamere sulla città di Catania. Per cominciare siamo sulla circonvallazione, siamo all'altezza del Tondo Gioieni, il traffico va a rilento soprattutto in direzione Ognina, mentre verso Mister Bianco, verso il Policlinico, in questo momento sembrerebbe, per quanto noi osserviamo da queste immagini, un po' più scorrevole. Poi ancora le immagini ci portano su via Vincenzo Giuffrida, e qui il traffico in entrata è particolarmente diciamo intenso oggi. Poche le macchine invece in uscita, sono le auto che viaggiano sulla carreggiata alla destra dei vostri teleschermi. Altre immagini che arrivano dal centro della città, qui siamo in piazza Stesicono, mi pare di poter dire che la situazione è particolarmente tranquilla nel centro della città. Altre diciamo istantanee che vi offriamo: adesso siamo sull'Etna, che non vediamo diciamo la sua totalità, però possiamo comunque confermare che le precipitazioni nevose sono arrivate anche a quote abbastanza diciamo basse, e qui è l'Etna vista invece da Taormina, il golfo di Taormina con sullo sfondo l'Etna. Osserviamo della neve anche a bassa quota, ma c'è tanto e anche il vento, sentiamo anche il vento dalle nostre telecamere. Dicevamo, osserviamo che il cielo è particolarmente nuvoloso. Ci fermiamo, adesso una breve sosta, poi la rassegna stampa con i quotidiani nazionali. Eccoci di nuovo in studio e adesso la lettura dei quotidiani nazionali. Sì, iniziamo dal Corriere della Sera. Da un lato la politica internazionale con Trump su Kiev, Trump che chiede una tregua di 7 giorni per il gelo in Ucraina a Putin, e Putin è d'accordo. Dall'altro invece Niscemi con la frana che avanza, tensione sui fondi del ponte. Queste sono le due notizie appunto in primo piano. Intanto, tornando alla guerra in Ucraina, l'Europa dichiara terroristi i pasdaran iraniani, e questo nel sommario appunto del Corriere. Andiamo a vedere anche le altre notizie. C'è un giallo giù dal balcone. I segni sui polsi, il banchiere ucciso a Milano. Lui è un banchiere ucraino. Sui polsi i solchi profondi lasciati da fascette da elettricista, sul volto e collo i segni di un'aggressione o un interrogatorio violento finito con lo strangolamento. La morte a Milano del 54enne ucraino Alexander Adaric, ex banchiere e imprenditore con affari tra Cipro, Spagna e Lussemburgo, assomiglia sempre di più ad un intrigo internazionale. Continuiamo con la cronaca. Crans-Montana, c'è un quarto indagato per la strage. Si tratta di un dipendente del comune. Dopo i coniugi Jacques e Jessica Moretti, è un ex funzionario del comune di Crans-Montana, anche l'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica e delle ispezioni degli immobili, Christophe Ballet, è stato indagato per il tragico rogo di Capodanno del Constellation con 40 morti. Ancora vediamo il caso guida e uso di droga. La consulta boccia la tolleranza zero, va dimostrata la pericolosità. Questa è una lettura, diciamo, che ha fatto un po' discutere. Guida sotto l'effetto di droga, la consulta boccia la tolleranza zero. Per essere punibili non basta risultare positivi ai test, ma occorre provare la pericolosità. Cambia dunque l'applicazione della riforma del codice della strada, torna centrale la soglia
scientifica. Beh, insomma, ci sarebbe tanto da discutere su questa scelta della consulta, anche perché come fai a provare la pericolosità così a priori? Ecco, sembra un po' difficile. Comunque, vediamo la prima pagina di Repubblica. Kiev, la tregua del gelo, l'annuncio di Trump, una settimana senza attacchi, Putin ha accettato e Zelensky ringrazia. E poi Iran sotto pressione nell'area, 12 navi da guerra americane, si fa sempre più acceso lo scontro tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran intanto finiscono nella lista nera dell'Unione Europea, vengono equiparati a jihadisti, comunque a gruppi terroristici internazionali. Salvini, no ai soldi del ponte per Niscemi, vediamo la fotonotizia dedicata proprio al comune siciliano che sta vivendo una grave emergenza. E poi vediamo anche il referendum sulla giustizia, l'articolo di Roberto Saviano, il sì indebolisce la lotta alle mafie. L'Unità di oggi, governo sciagurato su Niscemi, l'opposizione dice al ministro della protezione civile Musumeci vattene. In Sicilia allarmi ignorati e fondi mai spesi. L'opposizione attacca il ministro anche per il ruolo svolto da presidente della regione siciliana. Vediamo Libero invece che scrive nel taglio alto: ci prendono per Niscemi. La sinistra chiede di dirottare una valanga di milioni sulla città costruita sulla sabbia. Sarebbero i soldi del ponte per tradurla, e prova a incolpare il governo per decenni di incuria totale. E poi apertura, Olimpiadi, al PD loro dei cretini, discesa libera nel ridicolo, autosabotaggio dei Dem che alzano la tensione sui giochi e domani vanno in piazza con i fischietti a Milano contro l'AIS, e il sindaco Sala applaude. Ancora vediamo un testimone inguaia Conte sulle mascherine strapagate. Torniamo a parlare del periodo Covid. Emergerebbero questi affari tra alcuni esponenti, alcuni uomini vicini al governo Conte, ricordiamo all'epoca premier, e appunto la Cina per ottenere dispositivi medici, tra cui anche le mascherine. Le offrivo a prezzi bassi, respinto. Vediamo ancora altre prime pagine, La Stampa di oggi. Trump, tregua del gelo, anche Putin è d'accordo, anche qui apertura dedicata a questa tregua in Ucraina. E poi vediamo invece questa intervista al compositore Nicola Piovani, le mie note tra Benigni e Fellini. Il compositore da Oscar racconta 50 anni di carriera e i rapporti con i grandi registi, in questa foto con Roberto Benigni, perché lui ha firmato la colonna sonora del film La vita è bella, ricordiamo premio Oscar. Vediamo nel taglio alto due notizie di cronaca. Intanto il giallo dell'omicidio del banchiere di Dnipro, e poi a Cortina non ha il biglietto olimpico e il bambino viene cacciato dal bus, costretto a percorrere 6 chilometri a piedi, pensate, tra l'altro con temperature gelide e con la neve, un fatto che ha indignato il nostro paese. Andiamo a vedere Avvenire, il responso su Gaza. Questa è l'apertura: per la prima volta l'esercito israeliano conferma 70.000 gli uccisi nei raid sulla striscia. Gli Stati Uniti pronti all'attacco sull'Iran. L'Unione Europea ha deciso: i Pasdaran sono un gruppo terrorista. E ancora vediamo la frana record non si ferma, Niscemi peggio del Vajont nel taglio centrale, i litigi sui fondi per aiutare la Sicilia. Dopo le emergenze legate al maltempo e questa ulteriore emergenza appunto di Niscemi. Ma vediamo anche questa notizia: minori, i giudici non cedono, interventi da non limitare. Parla il presidente Cottatellucci, il garante allontanare estrema ratio. Il caso della famiglia Del Bosco riaccende lo scontro su allontanamenti e tutela dei minori. Da un lato il documento del garante per l'infanzia Marina Terracini,
Ferragni, che richiama l'eccezionalità del prelievo forzoso, denuncia prassi traumatiche e chiede dati trasparenti e sostegno alle famiglie. Dall'altro la presa di posizione dei giudici minorili che respingono le accuse al sistema e mettono in guardia da un revisionismo culturale capace di abbassare la soglia di protezione dei più fragili. Si parla della famiglia Del Bosco anche in altri quotidiani, vediamo tra poco. Qui c'era un riferimento a quello che è diventato un caso nazionale, un caso per l'opinione pubblica, ma anche un caso politico. Ma intanto vediamo il resto del Carlino. Per la cronaca, l'omicidio di Pierina Paganelli, Manuela, la nuora, 6 ore dai PM, ma la sua posizione non si è aggravata. Ci fermiamo qui. Grazie Emanuela. Adesso per noi c'è una breve sosta e poi cominceremo con i primi ospiti della nostra giornata. Bentornati a Buongiorno Sicilia, il primo ospite, anzi la prima ospite stamattina è Valentina Capizzi, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, la presidente di Donne Vietato Morire. Cos'è Donne Vietato Morire? È un'associazione che da 5 anni organizza corsi di difesa personale per le donne, anzi già le bambine dai 9 anni in su possono partecipare e il corso viene proposto in modo assolutamente gratuito, quindi ci avvaliamo della collaborazione di accademie di karate, di strutture, psicologi, pedagogisti anche legali che offrono il loro servizio gratuitamente. Stamattina però ci occupiamo di una delle attività di Donne Vietato Morire, esatto, perché siamo ormai vicini ai festeggiamenti a Agatini, difatti stiamo per entrare nel vivo e c'è una vostra manifestazione, una vostra iniziativa itinerante dal titolo La fiamma di Agata, donne di fuoco dal mito alla contemporaneità. Insomma, un titolo molto articolato anche. Esatto, sì. Le spiego anche perché io e la mia collega Valentina Giua abbiamo portato in scena questa manifestazione di ben 15 giorni. Ringrazio il Comune di Catania per il suo patrocinio e anche la collaborazione del Comitato della Festa di Sant'Agata per la collaborazione. Proprio oggi pomeriggio alle 16:30 al Palazzo della Cultura ci sarà la conferenza stampa che aprirà le porte a questa manifestazione socioculturale. Numerosi saranno gli ospiti presenti e intervistati, tante le associazioni che stanno al nostro fianco e 2 istituti scolastici abbiamo deciso di includere, il Liceo Angelo Musco di Catania e il Conservatorio Vincenzo Bellini. Quindi proprio inclusione e comunicazione è la tematica fondamentale della nostra manifestazione. Il vostro è un progetto culturale, artistico sì, ma multidisciplinare. Sì, perché stiamo parlando attraverso il mondo delle belle arti. La manifestazione, ad esempio qui vediamo l'incontro con l'artista Salvo Muscarà, giorno 1, ci sposteremo nella maestosa chiesa di San Nicolò l'Arena per il vernissage alle ore 17 e come possiamo vedere abbiamo cercato di rappresentare una Agata spostando la nostra lente dalla santa e parlando della donna, cioè questa donna che disse di no al potere di un uomo, che disse di no per la fede, ma che vuole ispirare le ragazze di oggi a rimanere ferme nella loro posizione quando decidono di dire no. Ecco perché abbiamo parlato di un'Agata contemporanea che ancora vive e vuole parlare attraverso le belle arti a tutti noi. Diciamo allora che Agata, la chiamiamo così, esatto, è un archetipo femminile dell'autodeterminazione. Esatto, e anche della resistenza. Noi vogliamo promuovere questa idea, vogliamo scendere proprio in campo da donne e parlare a uomini e donne, parlando di dignità, di autodeterminazione, restituire un po' alle donne il ruolo e il consenso che a volte ci viene negato nel poter dire di sì o di no. E questo vorremmo farlo soprattutto alle nuove generazioni. C'è un filo conduttore
che è il fuoco. Sì, la fiamma di Agata, perché per noi Agata non è un'icona sacra da solo da osannare e vedere da lontano. Agata per noi è fuoco, è fiamma, vive, parla insieme a noi. Infatti la manifestazione viene segmentata in la parola, quindi Agata parla, stasera Agata parlerà, Agata si manifesta, come per esempio nella mostra d'arte, Agata cura, ci sarà un momento di poesia e terapia il 7 febbraio, qui Agata comunica, il 10 febbraio il professore e sociologo Francesco Pira terrà una conferenza ai giovani al Palazzo della Cultura, più relazioni e meno connessioni nell'era dell'intelligenza artificiale. C'è una sorta, come dire, di, l'ha accennato prima, rendere contemporanea, esatto, attuale, la figura di Agata che comunque ci riporta sempre al passato, cioè si comincia dalle radici per arrivare poi a quello che è oggi la nostra vita. Presente. Infatti abbiamo fortemente voluto anche questo artista perché proprio ha reso Agata contemporanea, ma per poter parlare un linguaggio giovanile anche, per poter comunicare ai ragazzi. E il titolo infatti è La fiamma di Agata, donne dal mito alla contemporaneità, perché Agata fu una grandiosa donna che per fede a costo della vita pagò il suo no, ma ci sono altre donne che noi abbiamo portato in scena recentemente che hanno detto di no per altre motivazioni, quindi noi quello che vogliamo portare e vogliamo comunicare alle donne di oggi è la propria consapevolezza nel saper dire di no e mantenere la propria posizione anche a rischio a volte di perdere qualcosa, però a favore della propria dignità. È un calendario, abbiamo detto, di un programma molto vario, itinerante. Sì. Che cosa ci possiamo diciamo, mettere in agenda, con cosa ci possiamo appuntare? Allora, sicuramente oggi pomeriggio noi aspettiamo tutti, vorrei precisare che in conferenza ci sarà anche una traduttrice LIS, la lingua italiana dei segni, perché proprio ci teniamo che anche questa comunità che verrà e parteciperà possa essere inclusa nella comunicazione. Oggi pomeriggio alle 16:30 al Palazzo della Cultura. Domani un altro splendido momento sempre al Palazzo della Cultura, avremo la presentazione del libro Materno Argento di Lina Maria Ugolino e giorno 1 io vi aspetto numerosi perché la chiesa di San Nicolò l'Arena è maestosa e meravigliosa, ma sarà circondata d'arte e noi attraverso l'arte vogliamo parlare e vogliamo comunicare. Crediamo fermamente nel potere dell'arte e del mondo delle belle arti per comunicare e veicolare messaggi importanti. Quello che osservo, e così magari chiudiamo il nostro incontro di oggi, che è un appuntamento, il vostro, che andrà avanti oltre la festa di Sant'Agata. Esatto, la mostra d'arte finirà giorno 11 febbraio, ma la manifestazione al Palazzo della Cultura si concluderà il 15 febbraio con gli studenti del Conservatorio Vincenzo Bellini che si esibiranno per noi con un'orchestra veramente maestrale. Grazie allora a Valentina Capizzi per essere stata con noi questa mattina. Ricordiamo presidente di Donne Vietato Morire, tanti gli appuntamenti, ma ricordiamo che siamo qui per parlare della fiamma di Agata, donne di fuoco dal mito alla contemporaneità. Grazie davvero per essere stata con noi stamattina. Vedo già, sono attivi alcuni collegamenti, fra poco andremo ancora a Niscemi. Intanto ci sono le previsioni meteo per la giornata di oggi e anche per domani. Una buona giornata. Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, quando un nuovo minimo di bassa pressione determinerà spiccata instabilità al centro-sud, piogge più probabili su Toscana, Sardegna e buona parte anche regioni meridionali. Anche la Sicilia vivrà una fase dinamica molto variabile con delle piogge intermittenti possibili tra la mattinata ed il pomeriggio. Poi in serata migliora, ma nel weekend torneranno nuove piogge. Non fa comunque freddo, con temperature in alcune località prossime quasi ai 20 gradi. Clima ventoso con mari generalmente mossi o molto mossi attorno all'isola. Nel corso di sabato giungerà un nuovo vortice depressionario sui nostri mari e quindi al via una nuova fase instabile da sabato pomeriggio fino a domenica mattina. Si susseguiranno nuvole con la possibilità di piogge e qualche locale rovescio. Temperature che non subiranno grosse variazioni, il vento però di nuovo protagonista, venti tesi dai quadranti occidentali con mareggiate sulle coste esposte della parte tirrenica e
e poi anche meridionale affacciata appunto al Mar di Sicilia. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo, visitando il nostro sito web. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione, lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione, con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un clic. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, come anticipato. Adesso andiamo a Niscemi. Stamattina per noi c'è la nostra Eva Spampinato. Intanto una prima finestra, poi magari più avanti ci ritroviamo con te, Eva. Siamo al quinto giorno di fatto per gli abitanti di Niscemi. Moltissimi, circa 1700 hanno vissuto la quinta notte fuori casa. Eva. Sì Angelo, buongiorno, questo è il risveglio di Niscemi, lo vedete, i camion dei vigili del fuoco che continuano a passare, un risveglio bagnato, umido, caratterizzato da una fortissima nebbia che solo ora, pensate, inizia a diradarsi, e la pioggia. Il quinto giorno, lo dicevi tu, da sfollati in una zona rossa che continua ad allargarsi, anche per la scorsa notte il palazzetto che ospita la possibilità di far dormire chi non ha più una casa è andato deserto. Molti infatti hanno trovato ospitalità tra parenti, amici o anche nelle case di campagna. Niscemi è peggio del guaionte, è stata la frase forte utilizzata ieri dal capo della protezione civile siciliano, che ha utilizzato un paragone efficace per far capire quanto sia imponente la frana e il fronte che avanza inesorabilmente. Il nostro Giuseppe Messina vi sta mostrando quello che sta accadendo qui in piazza. Tutti i camion dei vigili del fuoco sono schierati e lì in fondo ci sono le transenne che delimitano la zona rossa, una zona rossa che dicevamo si allarga sempre di più, perché pensate, la frana, per ricollegarci al guaionte, il fronte, la massa di terra che è caduta, ha raccontato appunto il capo della protezione civile, è una volta e mezza quella del guaionte, per volume ovviamente si intende, 350 milioni di metri cubi di terra, un precipizio lungo 4 chilometri che potrebbe appunto estendersi, tant'è che la regione pensa ad un divieto assoluto di edificabilità in un'area di circa 25 chilometri quadrati. L'area della zona rossa appunto il fronte continua ad indietreggiare, perché la frana in realtà non si è mai fermata, ha rallentato, ma qui la terra continua a muoversi. Il ministro per la protezione civile Nello Musumeci ha annunciato lo stop alle rate dei mutui e l'avvio di una indagine amministrativa sulle mancate opere dopo la frana del 1997, e proprio su questo tema monta la polemica politica. Le opposizioni chiedono le dimissioni del ministro e parlano di disastro annunciato, citando una relazione della regione che già anni fa segnalava rischi gravissimi tra liquami, discariche abusive e ritardi amministrativi. Certo, poi la pioggia, quella portata dal ciclone Harry, ha peggiorato la situazione. Intanto 3.000 difficoltà, lo abbiamo detto anche nei nostri servizi di ieri, sono tornate acqua e gas, il comune accelera sugli agliacci ed è anche arrivato l'esercito. Vediamo ecco dove state andando, aspetta, proviamo a sentire live gli uomini dei vigili del fuoco. No, semplicemente dove state andando? Il caposquadra.
Ovviamente i Eva. vigili del fuoco sono tenuti a non rilasciare interviste se non autorizzati. Angelo. Eva, semplicemente per chiederti Piove. se nel vostro arrivo a Niscemi noi abbiamo visto stamattina delle immagini dell'esercito che stava cercando di liberare le strade, sta cercando di mettere in sicurezza alcune vie diciamo della viabilità cittadina e non solo attorno a Niscemi. Avete incontrato, stanno lavorando i genieri dell'esercito? Sì, la strada è bloccata, ci sono le transenne, si può comunque passare, l'unica strada che collega Niscemi a Gela è la provinciale 11 che tutti conoscono come la strada della morte per i tanti incidenti che sono avvenuti nel corso del tempo, altrimenti il collegamento da fare è quello di arrivare a Caltagirone come abbiamo fatto noi questa mattina in una strada davvero brutta perché era davvero piena di nebbia e pioggia che continua a cadere. Adesso si fa anche più insistente. Comunque sì, gli uomini dell'esercito ci sono, la strada è intransennata e c'è il divieto di accesso. Prima di lasciarci, Eva, stamattina ci troviamo proprio sulla piazza principale del paese a Niscemi. Bisognerà capire se le persone, la gente si è risvegliata stamattina con una maggiore voglia di riprendersi, in qualche modo di rialzarsi, se c'è invece diciamo ancora da parte diciamo, di chi ha dovuto lasciare la propria abitazione invece la disperazione, il dramma. Capisco che in questo momento sta piovendo e quindi non c'è un riparo e quindi noi ti vediamo, ti osserviamo mentre ti sposti. Abbiamo avuto la possibilità di... Sì, ci siamo spostati, ci siamo messi sotto una piccola tettoia. Sì, insomma l'umore che c'è in paese è No, deserto. al momento non abbiamo sentito ancora... Sì, il paese è deserto anche perché sta piovendo. Il comune di Niscemi che tu vedi alle mie spalle, lì davanti al comune ci sono delle persone che continuano a chiedere informazioni, ovviamente c'è un posto di informazione attivo H24 e la giornata oggi non è delle migliori, se così si può dire, nel senso che l'atmosfera è ancora più spettrale di quella degli scorsi giorni. Oggi sicuramente anche la giornata... il tema della giornata diciamo è quello delle responsabilità, no? Responsabilità che rimbalzano tra accuse reciproche, sicuramente monta la polemica politica ma resta una certezza che è quella che la terra continua a fare paura e i cittadini, magari lo sentiremo anche più avanti, vorrebbero solamente delle rassicurazioni e sapere cosa dovranno fare nel loro futuro. Allora Eva, ci lasciamo per il momento, prima della chiusura della trasmissione torneremo di nuovo da te. In agenda oggi, almeno da cronoprogramma, era previsto l'arrivo del ministro Musumeci, intuiamo che questo appuntamento non è confermato, quindi per cui oggi no. almeno per il momento non Ti ci sarà. confermo che non verrà. Ok, perfetto, grazie. Allora ci risentiamo magari con qualche contributo, qualche testimonianza fra non molto. Intanto noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi vedo già attivo il collegamento con Librino, con Antonio Presti della Fondazione Fiumana d'Arte. Andiamo, ecco, fra poco saremo da voi, adesso la pubblicità. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, come anticipato adesso il collegamento con Librino, quartiere di Catania. Anche a Catania piove, abbiamo visto prima Niscemi, la pioggia è un tema diciamo che caratterizza il meteo nella nostra regione questa mattina. Con noi c'è Antonio Presti, buongiorno ad Antonio Presti. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per essere con noi, ma vedo anche altre persone collegate con Antonio Presti. Sì, abbiamo Tindere Crisafulli, architetti del paesaggio, Alessandro Romeo, oggi qui a Librino a festeggiare con 11 candelore una Sant'Agata che ritrova nell'abbraccio del quartiere il senso di appartenenza. Ecco la presenza e la gioia che stiamo vivendo con tutti i ragazzi delle scuole che stanno partendo per arrivare qui all'ingresso del quartiere per restituire oggi più che mai come un diritto alla cittadinanza passa attraverso la conoscenza, il sapere e quella devozione ritrovata che oggi abbiamo completato la porta dei sogni
e dopo la Porta dei Sogni insieme con tutti gli amici stiamo creando un nuovo percorso di arte e di bellezza che è il Roseto di Sant'Agata. Ecco, pensare che i ragazzi del quartiere in futuro non dovranno lottare per togliere la spazzatura, ma dovranno piantare una rosa. Ecco, la rosa è il nome della fragilità, il nome della cura, può restituire a questi ragazzi quel senso anche di diritto alla bellezza, che non è l'ambiente così teorico, ma è anche quell'impegno a creare un grande roseto per Sant'Agata. Se noi ogni anno qui da Librino piantiamo le rose insieme con i bambini, vengono le candelore, realizziamo questo grande roseto insieme a questi grandi professionisti che stanno collaborando al progetto, ecco, sicuramente possiamo affermare come la fragilità di quel fiore è la potenza, come la sconfitta è la vittoria e la rinuncia è il guadagno. Ecco dei simboli anche di un percorso di vita che io sto facendo qui a Librino in nome dell'arte, e oggi affido alla rosa di Sant'Agata, al roseto, questa visione dell'arte per il futuro, non più una scultura artificiale ma un valore universale di bellezza. Presti. Questa è la manifestazione. Volevo chiaramente mettere il punto proprio sul fatto che la festa di Sant'Agata in qualche modo arriva a Librino, arriva con le candelore che sono in qualche modo uno dei simboli, anzi sono il simbolo assieme al fercolo, assieme al busto reliquario e lo scrigno di Sant'Agata, proprio gli elementi essenziali di questa festa. L'arrivo delle candelore è un modo per, come dire, siamo da voi, siamo vicini a voi, partecipate insieme a noi alla festa di Sant'Agata, ma tutto questo permette al quartiere, che poi è una città nella città, di poter essere partecipe di questa grandissima festa. Sì, gli abitanti sono tutti felici di aver condiviso questo grande momento devozionale. Ecco, 11 candelori insieme qui a Librino per festeggiare insieme col popolo di Librino un diritto alla devozione, alla bellezza che oggi si è manifestato con la coralità, ecco, di questa testimonianza che abbiamo condiviso con tutta l'organizzazione, dal comitato della festa di Sant'Agata, alla pagina di Sant'Agata, a tutti gli artisti, gli architetti. Ecco, è un grande momento di affermazione di quella visione della bellezza che oggi Sant'Agata restituisce a tutta la gente del quartiere, e questo sono molto felice, sono molto anche emozionato, perché anno dopo anno, ecco, continuiamo sempre a seminare questa visione, ecco, a Librino di essere città, di essere Catania, e più che mai oggi la devozione a Sant'Agata afferma questo diritto alla cittadinanza e questo diritto, ecco, di essere comunità. Abbiamo qui accanto Tindera Grisepulli e Santa Romeo, che sono gli architetti del paesaggio che mi hanno collaborato per il roseto. Volevo dare un pensiero anche in nome di questo roseto che abbiamo creato oggi a Librino, e poi c'è anche qui un presidente della Candelora dei Macellai. Vorrei dare voce a loro. Anche qui abbiamo qua accanto questa bellissima Candelora dei Macellai, c'è il Macellai, il presidente, uno dei due presidenti. Sì. Ecco qua. Buongiorno e grazie per essere con noi questa mattina. Dicevo prima che la presenza delle candelore è partecipazione, significa che siete accanto anche ai cittadini, agli abitanti e residenti di Librino. La festa, che solitamente il giro interno e il giro esterno coinvolge la città, il centro proprio, arriva alle periferie, e là siamo molto in periferia, siamo lontani proprio dal centro cittadino. Assolutamente, sì, è stata un'idea eccezionale anche per rivalutare i posti in cui Sant'Agata non è arrivata mai. Però voglio dire, è una grande fatica portare le candelore. Chiedo scusa, arrivare con le candelore lì è una grande fatica. Assolutamente sì. È fatica, organizzazione, perché giustamente ci sono tantissime persone, 8 portatori, poi chi c'è la manutenzione delle candelore,
e così via dicendo. Grazie per essere stato con noi. Volevo sentire sempre Presti, anche uno degli architetti, perché il roseto si lega anche a un detto popolare, diciamo, che è legato alla devozione agatina. La sintetizziamo: hai la bocca come una rosa, che insomma la parola che non ferisce, la parola che non fa male, in questo senso, architetto. Sì, allora sono Giulia Chigafulli, agronomo paesaggista, e Alessandra Romeo, mia collega architetto paesaggista. Antonio ci ha chiesto di supportarlo nel progettare insieme ai bambini, cosa che io e Alessandra facciamo da diverso tempo, partire dai bambini, perché seminare ai bambini significa renderli consapevoli di questo gesto, perché la consapevolezza, la conoscenza, il racconto del significato della rosa, così come Antonio l'ha concepita partendo dalla poesia dedicata a Sant'Agata, come appunto la bocca come una rosa, ma anche la rosa in sé, come fiore che è simbolo di amore, di purezza, e declinarlo con i diversi colori. Abbiamo incontrato 70 bambini della scuola Campanella Sturzo, e insieme a loro abbiamo condiviso, perché l'azione nostra è partire a Librino con una progettazione partecipata che coinvolge, che condivide il pensiero, l'idea e lo trasforma in un progetto che diventa realizzazione, diventa roseto, diventa collezione anche di profumi, alberi. A Sant'Agata abbiamo donato dei cipressi colonnari che sono simbolo di infinito e di collegamento tra l'uomo e il divino, sono donati alla Santa, anche gli ulivi tanto cari alla Santa, le famose olivette di Sant'Agata, che racconta appunto la leggenda della Santa che assolutamente si cibava di questi frutti degli ulivi. E quindi i bambini hanno imparato e hanno ascoltato tutti questi significati, li hanno fatti loro, hanno disegnato, e noi abbiamo così con i bambini progettato questo roseto che pian piano prende forma. Oggi iniziamo a piantumare le prime rose. Grazie, allora cercheremo di seguire anche quello che farete durante questa giornata lì a Librino, ci racconterete, faremo in modo che insomma questo messaggio che arriva da Librino possa essere diffuso, possa essere, diciamo, possa raggiungere quante più persone. Purtroppo il tempo non ci accompagna, è tiranno e dobbiamo chiudere il collegamento. Grazie ad Antonio Presti per essere stato con noi, grazie anche agli ospiti che in qualche modo siamo riusciti a fare sentire con grande difficoltà questa mattina. Buona festa a Librino, buona festa di Sant'Agata e buona chiaramente continuazione con il roseto di Sant'Agata. Ci dobbiamo fermare perché poi torniamo di nuovo a Niscemi e ci ritroviamo fra pochissimo. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi, da non perdere. Al Teatro Massimo torna uno dei titoli più amati della danza classica, Il Lago dei Cigni, riletto in una nuova veste coreografica che sposta il racconto nella Sicilia del Gattopardo. Il calendario fino a domenica 1 febbraio con repliche anche tra giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 gennaio. Un'occasione perfetta per chi vuole vivere il teatro in grande, tra musica e immaginario romantico. A Catania, in Sala Futura va in scena Argo, spettacolo che attraversa memoria e identità, raccontando la fuga dall'Istria nel dopoguerra e lo strappo che segna le generazioni. Le repliche vanno da giovedì 29 gennaio a domenica 1 febbraio, un appuntamento per chi cerca teatro di parole e storie che restano addosso. Ad Agrigento, al Teatro Pirandello, Otello torna sul palco con Giorgio Pasotti e una drammaturgia firmata da Dacia Maraini. Si va in scena sabato 31 gennaio alle 21 e domenica 1 febbraio alle 17:30. Un classico che continua a parlare di gelosia, potere e fragilità, ma con un taglio contemporaneo e molto recitato. A Modica, al Pietre Nere Resort, torna Parole in pentola, una serata che unisce racconto e cucina.
con un percorso gastronomico pensato come narrazione. Appuntamento sabato 31 gennaio alle 20:30, ideale per chi vuole un'esperienza diversa dal solito, tra libri, palco e sapori del territorio. A Messina, al caffè letterario Voltapagina, c'è la mostra Croma, paesaggi immaginari di Francesco Algeri, con lavori su Polaroid trasformate attraverso interventi e sperimentazioni sulla materia. È visitabile fino a sabato 31 gennaio, nel pomeriggio e in serata. Un'idea perfetta per chi vuole un weekend più lento tra colore, astratto e immaginazione. A Librino, tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio, il Roseto di Sant'Agata diventa un momento di comunità e tradizione, con la sfilata delle candelore e il loro movimento tipico, l'annacata. Il 29 l'appuntamento è dalle 17 con un corteo a tappe, il 30 dalle 8:30 alle 13 con un secondo corteo coinvolge anche le scuole, un modo diverso per entrare nel clima agatino. Domenica 1 febbraio torna Domeniche al Museo, con ingressi gratuiti nei musei e nei luoghi statali. L'occasione è buona sia per chi vuole fare una gita culturale last minute, sia per chi vuole rivedere grandi classici senza biglietto. Prima di partire conviene controllare orari eventuali e prenotazioni nel singolo sito. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. Stiamo per tornare a Niscemi dalla nostra Eva Spampinato. Intanto vi do una notizia dell'ultima ora. La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato 11 persone, denunciate altre 9 per traffico internazionale di droga tra Palermo, Trapani e Catania. Sono stati sequestrati 131 kg di hashish, 14 kg di marijuana e anche della resina di marijuana, e poi per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro. L'indagine ha svelato un sistema di acquisto online tramite dei social, delle spedizioni postali e pagamenti non tracciabili con tecniche di camuffamento per eludere i controlli. E adesso, come annunciato, torniamo di nuovo da Eva Spampinato a Niscemi. Siamo davanti al comune, vedete, assistenza alla popolazione. Eva, ancora buongiorno a te. Sì, Angelo, lo hai letto tu, assistenza alla popolazione, questo è l'ufficio H24 del comune di Niscemi, dove la gente va a registrarsi. Questa mattina delle persone sono venute qui per far registrare il nome della madre sfollata dalla zona rossa e per segnalare che avevano preso la donna e l'avevano portata a casa loro, quindi dei parenti. Sono con Don Giuseppe. Don Giuseppe, questa mattina abbiamo visto tanto movimento di ragazzi, stanno arrivando in realtà qui adesso tutti insieme perché le scuole sono chiuse, lo sappiamo, dicono che riapriranno lunedì, forse. Ancora non c'è certezza sulla riapertura delle scuole perché c'è un problema di viabilità, c'è un problema organizzativo, insomma tutta una serie di cose che stanno vedendo i tecnici, e tuttavia abbiamo ritenuto opportuno richiamare i ragazzi, visto che non stanno facendo niente in questo momento, di darci una mano attraverso la protezione civile. Quindi sono arrivati, sono tanti gruppi di volontari, cosa stanno facendo qui all'assistenza alla popolazione in questo ufficio? Intanto stanno facendo la registrazione di chi sta dando una mano, ecco perché come volontario, si vengono a registrare come volontari. Perfetto, e poi li mandiamo con le famiglie ad aiutare per i traslochi, ad aiutare per prendere su delle cose, oppure per dare una mano nell'assistenza, nella vigilanza, nelle zone rosse, eccetera, eccetera. Quindi, quanti sono i ragazzi? Non lo so, non lo sappiamo, abbiamo mandato dei messaggi e vedo che stamattina ce ne sono abbastanza, quindi vuol dire che il messaggio è arrivato e l'attenzione c'è. Nonostante il freddo, la pioggia, la nebbia. Senta, ma che notte è stata? La quinta notte di una nuova vita? Che notte è stata? È una notte che le contiamo ormai così perché il tempo non ci aiuta, la drammaticità degli eventi, ora ci si aggiunge la stanchezza, ci si aggiunge lo scoraggiamento, l'incertezza di quello che accadrà domani, e quindi c'è tutta una serie di elementi che non giocano dalla nostra parte, ma che comunque non possiamo assolutamente perdere la speranza e la possibilità di dire che ci rialzeremo comunque. Sarà dura, ma ci rialzeremo. Se volessimo dare un titolo alla giornata di oggi, alla quinta giornata, come la potremmo chiamare, intitolare? La giornata della ricerca delle responsabilità? Certamente possiamo tutti dare una mano, ecco.
diamoci una mano. Grazie Don Giuseppe, ovviamente buon lavoro. Ecco Angelo, questo è quello che vedi, il clima che si respira, tante facce ormai sono anche volti conosciuti perché sono stati intervistati più volte. Com'è andata la notte oggi? Malissimo, ci sentiamo veramente male e distrutti. Io stanotte non ho dormito, a prescindere dai miei dolori, dei miei problemi di salute. Però questa storia ci sta distruggendo per la seconda volta. E siamo tutti tristi, Niscemi è tutto triste, però vogliamo veramente una prova concreta, diciamo così, dai politici e diciamo, dall'amministrazione comunale che si danno subito da fare, perché questa cosa già da parecchi anni, da 30 anni in poi, fino adesso, sempre la stessa storia per due volte. Io sono nato e cresciuto in questa zona, la mia sorella è anche fuori, mio nipote è anche fuori, io anche fuori e tante altre persone che si trovano qui in zona, che siamo nati e cresciuti qui. E per la seconda volta stiamo subendo sempre la stessa cosa. Ma per la seconda volta, quindi dopo la prima volta, cosa vi avevano detto? Potevate rientrare, potevate costruire, potevate ammodernare? Perché abbiamo sentito anche di persone che avevano fatto ristrutturato. Allora questa cosa anche ho sentito del deputato Lavardera, che del 2009/2022 è stato presentato un progetto che in cui all'epoca Musumeci ha firmato con la sua delibera. Infatti la Barbera deve presentare... Diciamo è la polemica politica che c'è in questo momento, di cui abbiamo parlato anche noi. Sì, però in questo caso anche loro dovevano prendere precauzioni. Certo, allora sicuramente noi non possiamo parlare di questo argomento perché diciamo non abbiamo le carte in mano, però sicuramente quello che voi chiedete sono risposte. Sì, vogliamo delle risposte noi concrete in questa situazione perché adesso stiamo soffrendo veramente tanto e stiamo subendo anche psicologicamente. Però fino adesso noi non abbiamo visto niente. Ho chiesto dalle volte a qualcuno di qua come vanno le cose, come stanno andando, per dare un sussidio subito immediato per le persone che siamo fuori da casa e siamo appoggiati di amici e da parenti. Quindi ancora conferma che non avete ricevuto risposte? No, assolutamente non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Grazie, noi comunque siamo qua, cercheremo di mantenere i riflettori puntati sempre su questa vicenda perché facendo luce si può continuare a parlare di quello che accade per la seconda volta, lo abbiamo sentito in 30 anni e quindi anche noi saremo qui per continuare il racconto di questo dramma che stanno vivendo oltre 1700 persone, come vedete qui al municipio, è davvero un via vai di gente e poi ci sono anche tutte le troupe dei telegiornali nazionali che giustamente sono qui per raccontare la notizia. Angelo. Grazie Eva, allora ci racconterai questa giornata tu nel corso anche dei nostri telegiornali. Buon lavoro, ci fermiamo qui con Niscemi almeno per Buongiorno Sicilia. Prima di tornare ai quotidiani da Emanuela Corsi c'è ancora una notizia. I carabinieri di Cefalù, siamo nel Palermitano, hanno arrestato in flagranza di reato 2 giovani originari della provincia di Catania per truffa ad un anziano con un noto stratagemma, quello del finto carabiniere. I 2 truffatori hanno contattato telefonicamente la vittima, gli hanno riferito che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nel quale poi erano coinvolte una donna ed un bambino e per questo gli chiedevano la consegna di denaro contante e anche degli oggetti in oro. Come detto, adesso torniamo ai quotidiani, torniamo dalla nostra Emanuela, temi più leggeri per quello che posso vedere dalle pagine di spettacolo dei quotidiani. Temi più leggeri, ma c'è anche un riferimento alla Sicilia in questa intervista di Repubblica ad Antonio Albanese che torna con un nuovo film. Lavoreremo da Grandi, che racconta la notte brava di 4 perdenti nella provincia bagnata del lago d'Orta. Albanese, il mondo semplice degli operai, per tornare alla comicità. Lui è di origini siciliane, il papà appunto era un siciliano, un muratore che è emigrato in Lombardia, e si parla anche
anche della Sicilia, di quello che sta vivendo la Sicilia. Dicevamo in questa intervista, un ponte sullo stretto, ha detto Albanese, può dare l'immagine potente di un paese che collega una regione come la Sicilia. Ma oggi leggevo su siti stranieri l'Italia verso il precipizio, bisogna partire dai fondamentali. Se da Messina a Palermo ci vogliono 7 ore di treno, qualcosa non va. Il nostro è un paese fragile, non solo la Sicilia, sono tanti i paesi a rischio idrogeologico. Mio padre è siciliano, è morto a 86 anni e già da bambino sentiva parlare del ponte. Queste sono le parole appunto di Albanese. Ma restiamo su questa pagina per parlare anche del Festival di Sanremo. È stata annunciata un'altra novità: Achille Lauro salirà sul palco non in veste di cantante ma di co-conduttore per una serata. Stiamo parlando della seconda, quindi il 25 febbraio, lo ha annunciato lo stesso Carlo Conti, sarà con me e con Laura Pausini per tutta la sera, dall'alto della sua arte, con leggerezza e intelligenza. Ha detto sì, rubando tempo al grande tour che sta preparando, e lo ringrazio per questo. Grazie allora Emanuela. Ci fermiamo per oggi con Buongiorno Sicilia. Il nostro appuntamento torna puntuale lunedì. A tutti voi un buon fine settimana e vi lascio ai programmi della rete.